Mancano 30 secondi al via per la quinta corsa, una prova per anziani di categoria E sui 1660 metri, una corsa molto aperta, nella quale è stato giocatissimo Brivido Rich, interpretato da Claudio Monte, alla prima uscita per il training di Gennaro Casillo. Molto molto bello a sgambare, il figlio di Napoleon, che è diventato così il favorito della corsa. Dal punto di vista tecnico sicuramente da tenere in considerazione Fetlock Joint, soggetto di grande classe che però non ritrova la forma. Kamchuk SM, Vacanza Jet dalla seconda fila, due soggetti sicuramente in ottima condizione. E poi sicuramente anche Cornelio P ha dalla sua i mezzi per poter risolvere la corsa a percorso netto. Siamo in partenza per questa quinta, una categoria molto aperta, 1 Fetlock Joint, 2 Brivido Rich, 3 Benny Trio, 4 Cornelio P, 5 Ultimatum In dal 6 Vignar, in seconda fila 7 Kamchuk SM, 8 Vacanza Jet. L'allenamento è completato, parte piano dal 6 Vignar e la macchina stacca con Brivido Rich che cerca di scavalcare Fetlock Joint, non ci riesce. Fetlock che rimane al comando, Brivido che cerca di ripiegare in scia. E sembra riuscirci avanti a Kamchuk SM che prova a tenere però la figura di dentro. Scende alla fine ai birilli Brivido Rich alle spalle di Fetlock Joint. Terza posizione Kamchuk SM, in quarta Vacanza Jet. Progredisce al largo Cornelio P. C'è stato un 14 secco per il lancio svelto con il quale Fetlock Joint ha preso la testa e passa ai primi 400 in 28 e mezzo. Fetlock Joint, Brivido Rich, di fuori c'è Cornelia OP, alla corda Kamchuk SM, in seconda pariglia Benny Trio, poi alla retroguardia Vacanza Jet con accanto Ultimatum In dal 43 e mezzo i primi 600 metri. Da parte di Fetlock Joint che continua ad ottima andatura su Brivido Rich, mentre Cornelio P tenta a tenere il ritmo visto il duro percorso esterno, 58 addirittura per la metà gara. Sul piede dell'1 12 e mezzo Fetlock Joint che continua a camminare di gran lena al comando, Brivido Rich che lo segue, poi Kamchuk SM, quindi ancora Vacanza Jet, Cornelio P che al largo fa fatica, il chilometro in 1:13 e 1 per Fetlock Joint che si porta sempre in scia. Brivido Rich muove in terza ruota Benny Trio che sposta dalla seconda pariglia. Kamchuk SM fa fatica allo steccato, è chiusa Vacanza Jet, 1:27,8 e 1.200 di Fetlock Joint che cerca la fuga da Brivido Rich che è lì in agguato e attende il momento propizio per spostare. La mossa esterna da parte di Brivido Rich, sbaglia Fetlock Joint al comando, sbaglia anche Numero Cornelio P 1, e così Fetlock Brivido Rich Joint, si ritrova solo al spaccato. comando. Brivido Rich che nel finale spazia a piacimento con Claudio Monte e vince netto nei confronti di Cornelio P a transitare sul palo, anche se sembrava avesse sbagliato. Poi Ultimatum In dalle Vacanza Jet. 30 alla chiusa, 1:13,3 il ragguaglio cronometrico, bellissimo a sgambare, conferma le impressioni. Brivido Rich, Claudio Monte prima per Gennaro Casillo, i colori della scuderia dell'Olmo. Lo riapprezziamo nelle immagini, comodissimo vincitore, spalle indietro il driver. Frustino in spalla, vince facilissimo il numero 2 di Brivido Rich.